Mammarai favorisce un dialogo a distanza tra Riva, che ha trascinato il Cagliari verso lo scudetto, e Chinaglia, che ha guidato la Lazio verso il determinante successo sulla Juve. C'è Chinaglia che ti vuole salutare, Gigi. Ciao Gigi. Oh, ciao. Ecco. Non ti sento, non sento bene. Io ti ringrazio, sono contento che avete vinto il campionato, guarda, veramente contento. Ma guarda, noi dobbiamo ringraziare te, semmai, te, la tua squadra e i tuoi compagni, per il favore che ci avete fatto. Grazie. Al traguardo, la squadra rossoblù è arrivata dopo aver superato molte traversie, falcidiata da squalifiche ed infortuni, che hanno messo a dura prova le risorse psicofisiche del complesso. Su queste risorse psicofisiche veglia un intero collegio di medici, tutti simpaticamente impegnati a prestare la propria opera in via cordialmente sportiva, amicale, ma il medico che segue l'iter clinico dei ragazzi di Scopigno giorno per giorno e addirittura ora per ora, quello che segue la squadra ovunque essa vada, quello che anche sul piano psicologico non fa mai mancare la sua assistenza ai giocatori, è il dottor Augusto Frongia, ex calciatore, ex campione di hockey e consapevole vittima di un tifo rossoblu che non conosce condizioni. Con la sua collaborazione, dottor Frongia, vorremmo tentare una sommaria indagine clinica sulla stagione del Cagliari, a cominciare dalle famose tonsille di Riva, no? Che tuttora tengono in angustia non solo i tifosi cagliaritani, ma anche quelli della nazionale. Dunque, cosa hanno queste benedette tonsille? Quest'anno hanno dato dei disturbi molto più prolungati dello scorso anno e senz'altro si renderà necessario l'intervento, ma il problema più grosso è stato quello di tenere Riva in condizioni da poter giocare quasi tutte le partite. Il caso Riva è ormai diventato un caso di costume e vorremmo che lei ci citasse, se ne conosce qualcuno, un episodio che potesse esemplificare questa sorta di psicosi che si è creata intorno a questo personaggio. C'è stato il caso di un ragazzo sui 9 anni che addirittura ha fatto una malattia per Riva, non studiava più, ha tappezzato le pareti della propria cameretta con delle fotografie di Riva. Un ragazzo qui di Cagliari? No, lombardo emiliano, adesso non ricordo esattamente. I suoi genitori se ne sono preoccupati, sono rivolti a un neurologo e il neurologo ha consigliato di far conoscere Riva al ragazzo. Quindi abbiamo addirittura un Riva così adoperato come una terapia? In un certo senso. Insomma, ci si è dato l'appuntamento e questo incontro è avvenuto nell'hotel di Milano. È stato un episodio per me molto commovente e ho visto anche Riva commuoversi sinceramente. Il ragazzo è venuto lì, ha parlato per prima mezz'ora con Riva, si è tranquillizzato, ha promesso a Riva che avrebbe ricominciato a studiare, a dormire, a mangiare, ha voluto una sua fotografia, Riva gliel'ha data, gli ha dato persino una penna dove c'era scritto il nome di Riva e con quella penna ha promesso di scrivere e di studiare. Dopo una mezz'ora di colloquio, quando si sono salutati, Riva gli ha teso la mano e il ragazzo gli è saltato al collo. Ho visto Riva sinceramente commosso. Eccolo qua, Riva, il mostro, un mostro come abbiamo visto capace di commuoversi e anche un mostro vittima di qualche suggestione, di qualche piccola superstizione. Abbiamo notato per esempio, Gigi, che quando devi salire quella breve rampa di scale che porta dal sottopassaggio dell'Amsicora al terreno di gioco, una rampa di scale divisa in due da una transenna, stai sempre bene attento a passare a sinistra di quella transenna. Come mai? Beh, diciamo che sono un po' superstizioso, ma che sia superstizioso, ho sempre fatto così. Beh, non c'è da vergognarsi, voi tutti i giocatori. No, non è, sì, siamo un po' tutti superstiziosi, sì. Il più superstizioso di tutti noi è Nenè. Non so, se dovesse vedere un gatto nero, addio, sta male per un paio di giorni. Beh, Nenè sarà superstizioso, ma è anche una delle più importanti chiavi del gioco del Cagliari, una squadra dove gli è stato consentito di giocare finalmente nella zona del campo più congeniale alle sue attitudini, vero Nenè? Io sono arrivato al Cagliari dalla Juventus, dove venivo utilizzato come attaccante. Qui ho trovato l'ambiente adatto per affermarmi nel mio ruolo naturale, che è quello di centrocampista. Non voglio dire che la ragione, perché non voglio fare polemiche, ma è verità che a Cagliari ho potuto esprimere il meglio di me stesso e vorrei proprio concludere la mia carriera qui. Beh, diciamo che quando non faccio gol vuol dire che sono preoccupato e c'è da mettersi le mani in testa. Quando invece magari faccio gol, non so, lo faccio così distinto, non me ne accorgo. Senti, questa tua famosa rabbia del gol l'hai sempre avuta sin da ragazzo ed è una cosa recente, cioè da quando i tuoi gol sono diventati importanti?
Beh, già qualche anno che non so, gioco per fare dei gol. Invece diversi anni fa, quando ho cominciato a giocare, giocavo proprio alla pura per far fare dei gol. Poi invece l'ho capitato in un attacco che si segnava pochino, allora ho cominciato così piano piano a spingermi avanti e ora mi trovo sempre nel rigore. Il momento più amaro della tua stagione brillantissima, qual è stato? Quest'anno abbiamo perso 2 partite, però il periodo critico l'abbiamo passato a Palermo e a Bari, con quelle 2 trasferte. Eravamo un po' tutti nervosi, stavamo rovinando tutto quello che avevamo fatto di buono. A proposito di nervi e di nervosismo, dottor Frongia, l'elemento più nervoso, più contratto alla vigilia delle partite, chi è a suo parere? Senz'altro Riva, è un temperamento che sente moltissimo la partita, anzi direi che è un bene che la senta, perché quando sente la partita Riva gioca senz'altro bene, perché si carica, entra in campo con una grinta, una carica nervosa, insomma, che gli consente senz'altro di ben figurare. Riva dunque il più nervoso, il più teso, e quello invece capace di un maggiore controllo? Penso che in fin dei conti il più tranquillo sia sempre Albertosi. Eccolo qua Albertosi, un atleta che preferisce rievocare i momenti critici di una impresa sportiva che lo abbia avuto a protagonista piuttosto che quelli trionfali. Ecco, secondo te il momento più delicato della stagione qual è stato, Ricchi? Penso senz'altro che sia stato le 2 trasferte di Palermo e Bari. Dato che era il periodo della spaziale, eravamo in molti influenzati, compreso il sottoscritto, il quale è giunto a Palermo il giorno prima della partita assieme a Nicolai e al signor Scopinio, e abbiamo dovuto giocare per forza perché in quel momento lì non ce n'era altri a disposizione. Abbiamo perso a Palermo e c'è stato un po' di maretta, oserei dire, perché erano venute fuori delle voci sul conto del mister che sarebbe andato via a fine anno. Poi fortunatamente queste voci sono rimaste voci, ci siamo ripresi a Bari, abbiamo pareggiato e da quel momento lì penso che sia andato tutto bene. Per Riva, qual è stato tra i difensori che hanno tentato di sbarrargli il passo in questo campionato quello che ha saputo metterlo in maggiore difficoltà? Quello che secondo me ha giocato la più bella partita è stato Poletti, ha giocato proprio senza un fallo, ha giocato solo anticipo e poi insomma ha giocato veramente una grossa partita. Ed è magari un ragazzo che tu vedresti volentieri a Cagliari? Magari. L'ammirazione della folla ti mette in imbarazzo o ti lusinga? Ti ritieni cioè un timido o uno spavaldo? Beh, non saprei, comunque è una cosa che fa piacere, però a volte non so se hai anche bisogno di un po' di calma, un po' di tranquillità, quindi un posto tranquillo. Non so, almeno a me piace conservarla tranquilla la mia vita privata, senza... Ma ci stai riuscendo abbastanza bene, tutto sommato, considerate le circostanze. Si scappo. Ho capito, scappi, e noi scappiamo di nuovo dal dottor Frongia invece per chiedergli se anche nel Cagliari c'è qualche malato immaginario, perché tra gli atleti di rango, tra i cosiddetti puro sangue, c'è sempre qualcuno, no, che immagina di essere afflitto da mali oscuri, che ha sempre l'impressione di non sentirsi in condizioni perfette. Ecco, anche il Cagliari ha qualche malato immaginario. E Gori soprattutto è fissato ad avere un sacco di malattie, ogni settimana ne inventa una nuova, lamenta degli acciacchi che non esistono, arriva il sabato sera sta benissimo, la domenica addirittura, la domenica mattina, non dico neanche in vicinanza dell'incontro, la domenica mattina addirittura appare euforico, sente benissimo, sentirebbe di sfondare le reti anche del Real Madrid. Beh, comunque pensiamo che Gori, rispetto alla malinconica stagione vissuta l'anno scorso nell'Inter, debba essere uno dei rossoblù più soddisfatti dell'esito della stagione, no Gori? È una grossa rivincita che mi sono preso e spero continui. Ecco, tuttavia non è stato un pochino condizionato da questa etichetta che qualche giornalista gli ha voluto subito porre di spalla di Riva, di alfiere di Riva, di gregario di Riva? Non le dà un po' fastidio questa definizione? Non mi dà fastidio soprattutto per il fatto che io so fare questo soprattutto, non il goleador, l'uomo squadra o... Senta, ogni calciatore, soprattutto se giovane, gioca ispirandosi a un modello. Il suo modello qual è? Ecco, io vorrei assomigliare a Vinicio. Beh, un modello davvero apprezzabile, anche perché Vinicio, oltre ad essere un formidabile palleggiatore e un ottimo cannoniere, era anche un atleta che sapeva soffrire. A proposito, dottor Frongia, ecco, qui, qual è il giocatore del Cagliari più stoico, più tetragono al dolore, secondo lei? Sceglierei Martiradonna. È capitato diversi anni fa che ha giocato un intero secondo tempo a Napoli con una frattura del perone.
ha giocato diverse partite con una frattura ad una spalla, non si arrende mai. E pensiamo che Martiradonna sia piuttosto compiaciuto per questa fama di duro, di eroe, Martiradonna? Mi sono fatto questa fama perché 3 anni fa, esattamente a Napoli, ebbi un calcio da Giuliano e non me ne accorsi. Difatti la sera sono andato all'università e mi hanno riscontrato una frattura composta. Avevo un piede fratturato, non mi ero accorto e scattavo ugualmente. Martiradonna, lei ha 31 anni e quindi la sua carriera volge al termine e proprio in questa parabola discendente vince il primo scudetto della sua vita. Ecco, che cosa può rappresentare per un professionista di 31 anni un traguardo di questo genere? Una speranza ai campionati mondiali, sperando di avere un piede nella comitiva azzurra. Il piede non fratturato, ovviamente. Ovviamente.